Ed è impossibile resistere al gusto del cannolo siciliano. Adesso ne degusteremo uno e lo prepariamo davanti a tutti voi, quindi iniziamo subito. Ok. Partiamo con la ricotta. E guardate intanto la preparazione di questo cannolo siciliano. Quindi la ricotta, di che ricotta si tratta? Ricotta bovina questa qua. Viene lavorata con lo zucchero, cannella. Ecco qua. E poi viene, diciamo, Intanto guardate. viene poi decorato con la frutta candita. E continuiamo il processo Sì. di preparazione di questo cannolo siciliano. Mentre guardate qua la frutta candita che sta per essere... Tagliamo con un coltellino la frutta candita, Maurizio. Sta per essere tagliata tutto in diretta davanti agli occhi degli amici di Bella Sicilia. Perché la Sicilia è questo, è genuinità, è sorpresa. E noi guardate, Andiamo ad adagiare sul pistacchio. E poi per finire la spolverata di zucchero a velo che e un po' spettacolo. di cannella per chiamare il gusto della Sicilia. E viva la Sicilia, i suoi prodotti, il cannolo siciliano e tutte le eccellenze che questa terra offre, perché ce ne sono parecchie di eccellenze. Guardate, cosa ne pensate del cannolo siciliano? E fateci sapere l'ultima volta che avete gustato questa eccellenza. Che dire, poi quando si dà il primo morso, ci si immerge in questo sapore, che sensazione è? Una sensazione... Dai, ammorsi la Sicilia. Vero. Trovi tutti i gusti della Sicilia, a partire dalla ricotta, dai canditi, dalla buccia di cannolo, È come apprezzare la Sicilia in pochi secondi, in un morso. in un morso. Grazie, ringraziamo il signor. Cautela. Dove ci troviamo? Qua ci troviamo al bar Cautela a Campo Grande. Potete venire a trovarci e a degustare questi splendidi cannoli. E noi dedichiamo questo alla nostra bella Sicilia e a tutto ciò che di buono offre, ossia tantissimo. Ed il capolavoro è pronto, guardate. Uno spettacolo, è vero Michele, cosa ne dici? Assolutamente sì, la Sicilia, la colazione in Sicilia può iniziare anche da questo dolce, da questo che è il dolce simbolo della Sicilia, ma qui abbiamo i protagonisti, la signora Cautela e il pasticcere Antonio Cautela. Grazie, diamo onore alla nostra Sicilia con i nostri prodotti. Quanto è importante questo dolce? I turisti ve lo chiedono, cioè come... Sì, certo, i turisti vengono apposta proprio per prendere questo tipo di cannolo perché lo trovano squisito, delizioso e gradevole. Ricordiamo una cosa, perché in questa pasticceria viene prodotto questo cannolo che ha una dimensione maxi rispetto al cannolo tradizionale, al convenzionale, diciamo così, di misura normale, perché questo basterebbe per 3 persone, ma c'è chi lo mangia anche intero. E allora noi invitiamo tutti i nostri follower, tutti quelli che ci ascoltano, ricordiamo sempre che abbiamo oltre 1 milione di follower con 5 milioni di persone raggiunte per ogni settimana da tutto il mondo. Noi li invitiamo qui a Campo Grande di Tripi per gustare il dolce principe, re della Sicilia, il cannolo. Cannolo siciliano. E non possiamo che ringraziare la signora Cautela, il nostro pasticcere. Salutiamo Siamo tutti e viva la Sicilia!